Molto del tuo tempo prezioso. Possiamo chiederti dove sei? Io sono in ufficio adesso, sono a Roma in ufficio. In quale ufficio? Possiamo Sono in dirlo? ufficio di Mediaset, no, sono in ufficio di Ah, Mediaset sei adesso. all'ufficio di Mediaset, quindi oggi è mercoledì pomeriggio, no? È un mercoledì pomeriggio come gli altri per te, Carlo? Sì, 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 soltanto sono più affaticato del solito perché ho registrato la puntata di 8 e mezzo che va in onda stasera, in cui parlo appunto di questi temi, del tema dei kamikaze insieme a Magdi Allam e Khaled Fadlallah. La vedete stasera in onda sulla 7. Ecco, noi senz'altro ci sintonizzeremo, magari qualcuno di noi la registrerà perché siamo, ripeto, in giro per Udine a raccogliere le voci che sicuramente sorgeranno perché sono stimolate a alzarsi intorno a questo tema, dialogo, confronto. Ecco, tu lo fai di professione questo ruolo, il dialogatore con i tuoi strumenti del giornalista, forse più l'indagatore che il dialogatore. Sei venuto qua a proporci l'ultima opera, vero? La settimana scorsa, ahimè non Sì. c'ero. Come si chiama? Vogliamo dirlo? L'ultimo mio libro si chiama Fascismo Islamico, edito da Rizzoli, sono un titolo indicativo, e però contemporaneamente è uscito anche in libreria la seconda edizione nella BUR del mio libro di storia degli ultimi 100 anni Il libro nero? dell'Islam e il libro nero dei regimi islamici. Certo. No, io faccio di mestiere l'analista, diciamo, del mondo musulmano. Questa è la cosa che più mi appassiona, oltre a fare il giornalista per Mediaset. È una Devo forma dire di anche il dialogo. dialogatore, È ma una forma di dialogo perché secondo me tu, diciamo, aiuti le persone a costruire il dialogo alla luce di un lavoro di scavo. Il tuo lavoro di scavo, voglio dire, quello che abbiamo avuto noi in mano 2 giorni fa, è preziosissimo. Per cui chi vuole forse dialogare ha bisogno di avere gli strumenti, è vero? innanzitutto deve conoscere l'Islam, cioè chi ha invitato questi due totalitari non ha la più pallida idea di quello che ha fatto, si è affidato a delle mode, volemo se ben, diciamo, quindi dando sponda alle mistificazioni di questi personaggi. Innanzitutto bisogna studiare, capire, conoscere la logica, insomma, vedrete se ci riuscirete. Sarà molto difficile tirare fuori delle risposte nette da Khatami perché sono bravissimi nell'eludere Beh, le domande. c'è Poi un nome, Khatami, no? C'è un nome in arabo. la eh, tachia, eh, cioè la dissimulazione, che era all'inizio esattamente il parallelo del nicodemismo, cioè del lecito occultamento della propria fede per evitare la morte, che insomma, valeva per il termine nicodemista, è stato utilizzato durante le guerre di religione tra protestanti e cattolici dopo la riforma del 1500. Sono bravissimi nel fare questo, sono bravissimi nell'usare un linguaggio apparentemente buonista, ma che in realtà nasconde le loro idee. Insomma, ci sono alcuni passaggi chiave che riguardano soprattutto il diritto all'esistenza dello Stato di Israele, la condanna del terrorismo musulmano, ma anche, guardate, il diritto all'apostasia, cioè il diritto alla libertà di opinione, il diritto ad uscire dall'Islam di qualsiasi musulmano, che sono rivelatrici. certo, Carlo, le parole sono importanti, vanno pesate. Società multietnica è una espressione che ti dice qualcosa? Sì, sì, la società multietnica è un'espressione che mi dice molto. Di fatto le società del futuro, insomma l'Europa del futuro, sarà un'Europa multietnica, perché questo è l'andamento dei mercati, dei tempi delle nostre società. Di fatto esiste al mondo soltanto una società multietnica perfettamente funzionante con garanzie per tutti i partecipanti, che è quella americana. Noi dobbiamo definire in Europa un modello di società multietnica che di fatto si sta verificando nelle nostre società. Insomma, la presenza degli immigrati musulmani è enorme e anche secondo me benefica, ma abbiamo difficoltà a stabilire le regole di questa multietnicità, Sì, certo. soprattutto perché ci rifiutiamo di conoscere i funzionamenti distorti che ci vengono oggi dall'Islam contemporaneo, e soprattutto non capiamo
che nell'Islam contemporaneo si sono verificati degli scismi, e uno di questi scismi è seguito proprio da Khatami. Chiedete a Khatami che cosa pensa della pratica del martirio islamico così in voga nell'Iran, che cosa pensa degli appelli agli shahid, ai martiri che in Iran vengono fatti quotidianamente dagli ayatollah. Chiedetegli che cosa pensa della decisione di Khomeini durante la guerra tra l'Iran e l'Iraq di togliere la patria potestà ai genitori per permettere che centinaia di migliaia di bambini diventassero shahid, martiri nelle paludi dello Shah dell'Arab. Ci sono alcune risposte che loro si rifiuteranno di dare per occultare appunto tahiyya, occultamento, le loro vere convinzioni, che sono assolutamente contrarie a qualsiasi possibilità di dialogo. Ecco, mi sentirei di chiederti, visto che tu stesso riconosci che almeno su un piano demografico la società multietnica in Europa è una realtà, ma una società multietnica deve essere anche di default multiculturale? Ma multiculturalità è un termine complesso. La società americana, vi ripeto, è una società in qualche senso multiculturale, addirittura multilinguistica. Sapete che la seconda lingua parlata in America è lo spagnolo. In certi posti è anche la prima lingua, no? Sì, in certi posti. Forse non sapete che la maggioranza degli americani di tradizione, insomma, di chi è americano da 3 o 4 generazioni, è di discendenza tedesca. Sono molti di più gli americani di discendenza tedesca di quanto non siano gli americani di discendenza inglese o anglosassone. Ecco, mi permetto di dirti una cosa, l'ultimo libro di Huntington mi pare che parta un po' da questo dato, no? Per segnalare una possibile incrinatura nel cammino finora felice della società multietnica americana. Mi capisci? Sì, ci sono delle possibili incrinature. Noi siamo, diciamo, all'inizio di questo cammino. Quello che dobbiamo fare però è quello di innanzitutto, insomma, per definire il nostro cammino verso queste società così complesse che diventeranno sempre più tali, è quello di avere chiaro che cosa i nostri nuovi o concittadini o comunque lavoratori che vivono in Italia pensano. Vi ricordo che il Corano più venduto in Italia, che è il Corano edito a cura dell'UCOI, quello con la prefazione di Hamza Piccardo? Quello con la prefazione e con il commento di Hamza Piccardo contiene alcune frasi. Hamza Piccardo continua a definirsi assolutamente fedele alla nostra Costituzione, così come l'UCOI, eccetera. Contiene, oltre a una decina di passaggi insopportabilmente antisemiti, parla letteralmente di ruolo abietto svolto dagli ebrei durante la storia, contiene alcune perle, la prima delle quali è che la donna è naturaliter, sottoposta all'autorità tutoria dell'uomo e deve obbedire. Senti, noi abbiamo sotto mano, per puro caso, la copia del Corano a cura, leggiamo qua, di Hamza Roberto Piccardo, prefazione di Franco Cardini, un'altra figura, diciamo, molto nota anche al pubblico udinese, introduzione di Pino Blasone. Per puro caso ce l'abbiamo qui, lo stiamo inquadrando nel video. Ecco, e poi ci segnalerai con maggiore precisione i passi di cui ci parli, che noi guarda, ti rimando subito per via internet, perché così li segnaliamo anche ai nostri amici del blog. Ce n'è una molto bella. Dove? E terribile, che dice, adesso non ve lo posso dire perché non sono così veloce a usare il mio computer. Ce n'è una molto bella che dice che la donna può chiedere il divorzio, però offrendo al marito una compensazione patrimoniale, cioè si deve riscattare come se fosse una schiava o una mucca. Questo dice un Corano venduto in 130.000 copie dalla più grande organizzazione musulmana in Italia, che sta dentro la consulta islamica del Ministero degli Interni. Scusa. La concezione della donna che ha Hamza Piccardo e l'UCOI è che può divorziare se offre una compensazione patrimoniale al marito. Insomma, dice tutto della concezione della società che questi musulmani hanno. Allora, innanzitutto